Finiscono entrambi in pareggio i due derby agrigentini della sesta giornata del Girone A del campionato regionale di promozione, ovvero Pro Favara Cianciana e Raffadale Aragona. Favaresi che in casa non vanno oltre l'1-1. Una partita, quella giocata allo stadio comunale Giovanni Bruccoleri, condizionata dalle decisioni arbitrali. Il contestato signor Cutrufo, infatti, nella prima frazione di gara ha annullato 2 rete ai gialloblu di mister Crescenzo. Inoltre, nel taccuino dell'arbitro catanese sono stati iscritti ben 4 giocatori favaresi a cui il direttore di gara ha riservato il cartellino giallo e che sono stati Scuderi, Cusumano, Salemi e il capitano Fanara. Cartellini che secondo la società favarese sono stati estratti con leggerezza solo ai danni dei padroni di casa. Favaresi che oltre ai 2 gol annullati devono fare conti anche con la sfortuna, con la traversa colpita da Fanara al 20° minuto del primo tempo. Capitano che però 2 minuti dopo realizza la rete del vantaggio giallo-blu. Ospiti che al primo minuto del secondo tempo con un preciso colpo di testa di Giaretti raggiungono il pareggio, risultato che non cambia fino al triplice fischio finale. Quello con il Cianciana è il secondo pareggio consecutivo in 5 giorni che i ragazzi di Crescenzo ottengono sul proprio terreno di gioco. Mercoledì scorso in Coppa Italia i gialloblu contro l'Aragona avevano concluso la partita con il medesimo risultato, contestando anche in quell'occasione alcune decisioni arbitrali. Finisce a reti inviolate invece l'altro derby agrigentino di giornata Raffadali-Aragona. Ma vediamo nel dettaglio tutti i risultati della sesta giornata e la classifica del Girone A. Canicattì Villabate 0-0, Sporting Arenella Campobello di Vanzara 1-1. Entrambe le gare sono state giocate sabato. Capaci Strasatti 2-2, Prizzi Borgata Terranove 4-1, Pro Favara Cianciana 1-1, Raffadali Aragona 0-0, Salemi Isola delle Femmine 0-4, Sciacca Ciminna 1-1. Ecco come cambia la classifica dopo la sesta giornata. Sporting Arenella Palermo in testa a 13 punti, Città di Capaci e Strasatti a 12, Pro Favara 11, Salemi e Cianciana 10, Città Isola delle Femmine Aragona 9, Raffadali 8, Sciacca, Prizzi e Ciminna 7, Città di Villabate 5, Campobello di Mazzara 4, Canicattì Calcio 2, chiude la classifica Borgata Terranove ferma a 0 punti. Per la prossima giornata Pro Favara è impegnato in trasferta a Marsala contro i Strasatti nell'anticipo di sabato. L'Aragona ospita i palermitani di Isola delle Femmine, Villabate Raffadali, Borgata Terranove Sciacca, Ciminna Canicattì, Campobello di Mazzara Prizzi, Cianciana Sporting Arenella. Mister, 1-1 è il risultato finale, tanti gol mancati. Cosa è successo? Cosa mancava nella squadra? Ma sicuramente non è mancato niente, abbiamo preso un gol a freddo nel secondo tempo e ci ha tagliato un pochettino le gambe. Sicuramente dobbiamo essere molto più bravi a chiudere subito la partita. Abbiamo sprecato, come avete detto, giustamente 5-6 palle gol, ma il bello del calcio è questo, bisogna accettarlo. Dobbiamo essere un po' più freddi sotto porta. Mister, prossima partita? È difficilissimo, giochiamo di sabato contro una delle più forti squadre del campionato e hanno allestito una squadra per vincere il campionato e ce la giochiamo, andiamo lì sicuramente per giocarcela.